Perché un territorio così grande come la provincia di Belluno è un territorio che deve essere difeso con delle strutture che devono non solo erogare servizi ma anche pensare sul territorio. Sappiamo bene cosa è successo quando è stata tolta la direzione dell'ULSS di Agodo e la direzione dell'ULSS del Cadore. Quegli elementi e quella programmazione se n'è andata lentamente, si è disgregata lentamente lungo le vallate alpine. Ecco, non vorrei che accadesse la stessa identica cosa su un territorio che è il 33% della superficie del Veneto, con pochissima popolazione, soprattutto vecchia, con grandissimi problemi sociali e anche sul territorio dal punto di vista sanitario. Accanirsi contro qualcuno o qualcosa che lavora bene o che si dà da fare è una battaglia vecchia, magari anche un po' retro. Vorrei che invece tutti, da Feltre a Belluno, tutti lavorassero invece verso una richiesta di maggiori servizi su tutto il territorio bellunese. Così come in parte è stato fatto dai comitati della sanità che hanno, sì, magari in maniera forte, con dei manifesti anche abbastanza provocatori, però hanno sempre chiesto il massimo possibile per tenere alta la qualità della vita dei servizi dei cittadini bellunesi. Questa è la battaglia da fare, la battaglia uno contro l'altro è una battaglia perdente, è una battaglia che è perdente anche in altre province, perché questo sta accadendo anche in altre province del Veneto, ad esempio Verona, Bassa Veronese con l'Alta Veronese. Sono battaglie che non hanno più senso e io non voglio partecipare a queste battaglie. Questa intervista la faccio per dare dei chiarimenti alla gente. Io difenderò la sanità della provincia di Belluno totalmente, da Cimagogna, da Auronzo fino praticamente a Quero, all'ospedale di comunità. Se ci sono delle realtà che meritano di crescere perché hanno delle potenzialità, è giusto praticamente fare la battaglia per farle crescere. Se ci sono delle situazioni da evidenziare, da valorizzare, bisogna praticamente evidenziare e valorizzarle, punto, senza bandiere, senza campanili, senza richieste cattive, secondo me anche sbagliate.